Oggi è mercoledì 5 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 5 giugno 1977. Al prezzo di $800 viene lanciato sul mercato Apple II. È il primo personal computer accessibile a tutti, creato dalla omonima società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Un anno prima, nel garage dei genitori di Jobs a Cupertino, i due avevano realizzato l'Apple I, che necessitava di essere assemblato ed era utilizzabile solo da esperti. Design gradevole, monitor monocromatico, memoria di 4 KB e tastiera per scrivere solo maiuscolo, Apple II vuole invece essere un computer facile da utilizzare anche per chi non ha alcuna esperienza di informatica. Presentato alla fiera di San Francisco, riscuote subito un inaspettato successo. Apple II apre così l'era del computer per tutti. Fioccano gli acquisti, i cui introiti permettono a Jobs e Wozniak di avere i fondi per sviluppare altri progetti innovativi. Nel 2018 l'Apple è arrivata a fatturare 265,6 miliardi di dollari. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.